Salve a tutti, risolviamo ora gli integrali per partes usando la formula scritta in un altro modo rispetto a un altro video dove li ho risolti. Trovate il link del video nella descrizione. E faccio esattamente gli stessi esempi che ho fatto nell'altro video, però scritti in un altro modo. Allora, tra l'altro, questo modo di scrivere la formula è più da cui si capisce più facilmente da dove deriva la formula di integrazione per partes. Quell'altro video ho usato quell'altro modo di scrivere che pensavo che fosse più utilizzato in generale. Allora, noi conosciamo la derivata del prodotto, che è la derivata della prima funzione per la seconda più la prima per la derivata della seconda. Possiamo fare l'integrale a sinistra e a destra dell'uguaglianza, e qua l'integrale di questa derivata è f per g, e qui abbiamo l'integrale di una somma di due integrali di queste due espressioni. Beh, vogliamo isolare l'integrale di f per g', e allora porto questo integrale dall'altra parte, e allora ottengo f per g meno integrale di f'. Quindi è anche chiaro da dove viene la formula. E per poter utilizzare la formula dobbiamo riconoscere un prodotto di due funzioni dentro l'integrale che ci interessa calcolare e capire quale sarà f e quale la derivata di un'altra funzione, il che non è sempre ovvio, quindi bisogna fare delle prove, magari non è la scelta giusta e bisogna scegliere all'opposto, e comunque di solito bisognerebbe riuscire a calcolare questo secondo, dovremmo essere in grado di calcolare questo secondo integrale per poterlo utilizzare, tranne in questo caso particolare dove, andando avanti usando due volte la formula di integrazione per parti, troviamo di nuovo l'integrale di partenza, e in quel caso allora possiamo portare dalla stessa parte e si risolve comunque. Allora, adesso facciamo questo esempio: integrale di x per logaritmo naturale di x, e scegliamo che f è logaritmo naturale di x e g', cioè la funzione che è una derivata, è x. Appunto, uno deve fare le prove per vedere qual è la scelta migliore, ma è questa qui. Allora, la derivata di f cioè la derivata di logaritmo naturale di x è 1 su x. La primitiva di x è x al quadrato mezzi. Allora usiamo la formula f per g, logaritmo naturale di x per x al quadrato mezzi, meno integrale f' g, 1 fratto x per x al quadrato mezzi. Qua andiamo a semplificare x, e questo un mezzo lo porto davanti all'integrale, cioè ricopio il primo termine, comunque questo un mezzo lo porto davanti all'integrale, qua abbiamo l'integrale di x, che è x al quadrato mezzi, e qua l'ho scritto un mezzo x al quadrato logaritmo naturale di x, ho riscritto la stessa cosa in questo modo, e qua x al quadrato mezzi è la stessa cosa che un mezzo x al quadrato, lo raccolgo e in parentesi ho il logaritmo naturale di x meno un mezzo, e alla fine ricordiamoci di aggiungere la costante sempre. E boh, abbiamo risolto questo qua. Ho già anticipato cosa succede in questo qua. Allora, integrale cosseno di x è alla x di x, scegliamo che f è alla x e g' è cosseno di x. Allora f' sarà sempre è alla x, e la primitiva del cosseno è la funzione seno. Allora qua abbiamo f per g e alla x seno x meno integrale f' g e alla x seno x. E vabbè, ricopiamo il primo termine, e adesso cosa facciamo? Questo qui lo risolviamo di nuovo per parti. Quindi allora, ho scritto il primo termine, ho messo questo meno e poi ho messo una parentesi. Dentro la parentesi risolviamo per parti quest'altro integrale. Dobbiamo fare di nuovo la scelta di f e g'. F sarà e alla x e g' sarà seno di x. F' è alla x e la primitiva del seno è meno cosseno. Va bene, allora qua devo scrivere f per g e alla x per meno cosseno x e meno e alla x cosseno x meno integrale di f' g e alla x per meno cosseno x e meno e alla x cosseno x. E adesso qua voglio risolvere questa parentesi, il primo termine lo ricopio, qui meno e meno mi dà più, e qui ho meno che va con questo meno, e ancora con questo ci sono tre meno, e allora rimane meno.
integrale di e alla x coseno x di x, ed è quel caso particolare, vediamo che questo integrale è uguale a questo integrale. Allora adesso posso scrivere questo come un'equazione, l'ho riscritta qui, ho ricopiato questo, qua riscrivo questo, l'unica cosa che qua raccolgo è alla x, e anche qua vabbè scambio l'ordine del prodotto, ma non ha importanza, e abbiamo lo stesso integrale. Allora questo integrale lo porto a sinistra e abbiamo integrale di e alla x coseno x più integrale di e alla x coseno x, è uguale a quell'altra espressione. E adesso, visto che sommo due cose uguali tra loro, è 2 volte quell'integrale ed è uguale a quell'espressione, adesso semplicemente divido con 2 e ho trovato quanto vale l'integrale qua, un mezzo di e alla x per parentesi seno x più coseno x, sempre aggiungere più costante alla fine. Risolviamo anche questo caso di integrale di arcoseno x di x. Allora qui in primo momento uno dice ma non c'è un prodotto, allora come posso usare la formula di integrazione per parti? Cioè, ho solo una funzione, sì, però io posso scegliere come f arcoseno x e come g' posso scegliere la funzione 1, perché qualsiasi funzione posso pensarla come moltiplicata con la funzione costante 1. E la primitiva della funzione 1 è x, e la derivata di arcoseno x, bisogna ricordarsi che è meno 1 fratto radice di 1 meno x al quadrato. Uso la formula f per g, x per arcoseno x meno integrale di f'(g), tutta questa espressione per x. X lo metto davanti, x per questo, e adesso ricopio sempre il primo termine, e questo sotto radice lo scrivo come 1 meno x al quadrato tutto alla meno un mezzo, meno perché sta denominatore, un mezzo perché sotto radice, e quello che rimane qua è meno x. E adesso io avendo scritto così voglio utilizzare questa formula integrale di una funzione elevata all'alfa moltiplicata con la derivata della funzione, è quella funzione l'alfa più 1 fratto alfa più 1, sempre più costante, e qui la mia funzione l'alfa è 1 meno x al quadrato, perché viene elevato alla meno un mezzo, però davanti devo avere la derivata di questa funzione. La derivata di 1 meno x al quadrato è meno 2x, qui c'ho scritto meno x, allora mi serve moltiplicare con un 2, qui lo faccio, ma se moltiplico con 2 devo anche dividere con 2, cioè moltiplicare con un mezzo, e con un mezzo lo posso anche portare davanti all'integrale. Ecco, adesso il primo termine si ricopia, meno un mezzo lo ricopio, e questo è esattamente di questa forma, quindi f di x, che sarebbe 1 meno x al quadrato, elevato alla meno un mezzo più 1, che sarebbe un mezzo fratto meno un mezzo più 1, che è sempre un mezzo, poi un mezzo qua si semplifica, ricopio il primo termine e qui ho un meno, e questo qui alla un mezzo lo scrivo come radice di 1 meno x al quadrato più costante. Così. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.